Container. E si parte con il nostro artigianato all'arrembaggio. Buonasera, buongiorno, insomma naturalmente buon ascolto non solo a voi che siete connessi con noi in questo bel martedì sera dalle 21:30 alle 22:30, ma giustamente anche a chi ci ascolta durante le varie repliche che si susseguono durante tutto il resto della settimana. Ben ritrovati da Carmela Simeone e da Andrea Collalto. Ah, sì. Ma ben trovati! Ben trovati. Beh, insomma, ormai siamo sempre più vicini a Natale. Carmela, devo dire, stiamo proponendo. Infatti stiamo un po' sclerando. È vero, No, infatti c'era un'inflessione di fuori di testa, ho notato, su Salute. Appunto. Il nostro programma del giovedì. In questo periodo, in mezzo agli artigiani, mi sento tanto un folletto nella fabbrica di Babbo Natale. È vero, anche perché devo dire che anche questa sera, anche in questa puntata di Artigianato all'arrembaggio, ci saranno delle belle cose di cui parlare. È vero, delle cose molto interessanti, perché si parlerà di fotografia con un fotografo e si parlerà di cucina con un cuoco di una trattoria che abbiamo scoperto un po' di tempo fa. È vero, quindi sarà un programma diviso tra Molise e Veneto, la prima parte in Molise, la seconda parte in Veneto, in provincia di Verona. Devo dire, sicuramente sarà interessante per tutti, perché è bello scoprire il mondo della fotografia, in particolare andremo a vedere il mondo della fotografia per quanto riguarda la fotografia da cerimonia, giusto Carmela? È vero. Come si inizia, insomma, a fare foto da cerimonia. Perfetto, e poi andremo tutti a mangiare, giustamente, insomma, ci vuole anche quello. Allora, io direi di introdurre subito quindi la nostra prima intervista. Si comincia col mondo della fotografia, andiamo in Molise, quindi a Venafro, vero? È vero, a Venafro, provincia di Sernia, e andiamo con Vittorio Gargano che ci parlerà della sua esperienza. Perfetto, allora, prima ci ascoltiamo una canzone, arriva Gigi Finizio con un brano stupendo che proprio porta il titolo giusto per quanto riguarda l'argomento, fotografia, e dopo andremo con l'intervista a Vittorio Gargano. Seduta sulla riva di questa mia coscienza, la malinconia fa il conto dei miei giorni, comprese le esperienze della vita mia. Somiglia ad un gabbiano, io senza di te. www.containerradio.it. Intervista del giorno. Beh, a questo punto parliamo quindi di artigianato all'interno della nostra puntata di Artigianato all'arrembaggio. Carmela, anche quest'oggi devo dire che si parla di un bellissimo argomento, vero? Sì, oggi parliamo di fotografia, di una carriera fotografica che dura ormai da decenni, e ne parliamo con Vittorio Gargano. Buongiorno Vittorio. Buongiorno. Benvenuto Vittorio qui a Container Radio. E noi siamo veramente curiosi, anche perché la fotografia, comunque le immagini, praticamente sono un po' la musica e la colonna sonora della nostra vita. Le immagini praticamente fanno la stessa cosa alla fin fine per quanto riguarda la grafica della nostra vita, possiamo dire. Quindi siamo veramente curiosi anche di saperne qualche cosa di più anche per quanto riguarda la fotografia. Ma intanto siamo curiosi però di partire un po' dall'inizio della tua carriera, Vittorio, dall'inizio, da quando hai cominciato. Ti è venuto possiamo chiamarla chiamata di diventare fotografo? Ma sì, perché nel 68, appena finito la terza media, ricordo che all'epoca si dicevano ai nostri genitori che in mezzo alla strada non ci si poteva stare, perché bisognava subito andare dal mastro oppure a insegnare qualche mestiere. Io ho avuto la fortuna di avere a che fare con una persona che già all'epoca era un grande fotografo, un grande negozio di articoli fotografici in genere, per cui è stato lui proprio con lui a iniziare a fare questa cosa che a me è rimasta proprio nel cuore sempre, il mestiere di fotografo. Praticamente sono più di 40 anni che faccio questo mestiere. Beh, un mestiere affascinante. In questi 40 anni sicuramente avrai visto anche l'evoluzione della fotografia, perché si cominciava con i rullini, adesso invece è tutto digitale. Sì. Io sono nato col bianco e nero, quando allora veramente si produceva la fotografia.
venivano un sacco di clienti, all'epoca era solamente questa la possibilità di fotografare, quindi rullini, si sviluppava in camera oscura. In particolare mi ricordo che in una giornata riuscii a sviluppare e a stampare oltre 350, fino a 400 fotografie, che per l'epoca era la manualità, quella che era l'unico modo per fare questo servizio, per cui stampare in un'intera giornata tante fotografie per me era stato una cosa bellissima proprio, dall'altro. Quindi poi con l'avvento del colore si cominciavano a vedere i primi rullini a colore, le prime stampe a colore, che non vi dico in che modo con la dominanza marrone, a volte dominanza le prime volte, e poi man mano fino ad arrivare al digitale. Ma senti Vittorio, se tu volessi dare un consiglio a un giovane per intraprendere la carriera di fotografo, consiglieresti o meno la gavetta tipo come l'hai fatta tu, cioè andare da un mastro, Guarda, cioè da un maestro specializzato in quello? Oggi se ne vedono di tutti i colori, come no? Io la consiglierei, certo, però con questo mestiere oggi, con l'avvento del digitale, c'è sempre gente che magari crede di essere un professore, no? Perché oggi con la fotografia digitale, conoscendo un po' i programmi che ci stanno, i programmi del computer, quindi la puoi anche sbagliare, tra virgolette, una foto, con i vari programmi poi tu la rimetti in piedi. Ma io dico sempre che non è difficile scattare foto, il difficile è gestire la cerimonia in genere, perché io vengo proprio da questo mestiere, che si può dire, da matrimonialista, cerimoniere, come non lo so nemmeno io come no, consiglierei però essere sempre seri nel lavoro. Sì, perché immagino che tenere testa a una cerimonia non sia proprio così semplice, perché io vedo quando vado ai matrimoni, a un certo punto gli sposi spariscono e tutti vanno in panico perché non si sa quando ritornano. E questa è un'altra cosa dolorosa che io non permetto mai. Per fortuna, perché presenziare a un matrimonio, a un pranzo di matrimonio, spariscono gli sposi, voglio dire, è un po' complicato. Sì. Ci puoi spiegare come funziona più o meno il lavoro del fotografo durante una cerimonia di matrimonio? Perché non tutti lo sanno, molti sottovalutano questo aspetto. Ma infatti, allora io ho sempre pensato questo, io sono in quel momento, praticamente faccio quello che gli sposi mi dicono di fare, cioè questa è una mia caratteristica, magari altri colleghi pensano altro, però io sto lì per registrare l'evento, cioè per mettere su carta e poi con il mio collega in video il fatto come si svolge, per cui io sto sempre a quello che mi dicono loro, gli sposi, e faccio spesso tutto quello che mi dicono loro, perché come hai detto tu, portare gli sposi fuori, stare 4-5 ore e far aspettare, specialmente d'estate, voglio dire, non è tanto piacevole, però io non lo faccio mai, non l'ho mai fatto. È una fortuna, perché quindi durante un matrimonio, Vittorio, la tua mattinata, perché poi iniziate molto presto, ho notato, perché sì, già molti mi dicono alle 8 il fotografo, quindi si svegliano alle 6 per farsi truccare e farsi fare trucco e parrucco, e poi arriva il fotografo. Sì. Qual è l'atmosfera che si vive già dal mattino durante un matrimonio, allora, sapendo che devi fare un servizio fotografico per tutta la giornata? Per esempio, se la coppia sposa, per esempio, ipotesi a mezzogiorno, noi dobbiamo stare almeno un'ora prima a casa della sposa e un'altra ora o mezz'ora prima a casa dello sposo, per cui ecco, già da questo fatto qua uno prende collegamenti con gli sposi, insomma si arriva prima a casa dello sposo. Si fanno quelle 4 le fotografie con i genitori, i vari testimoni se ci stanno, qualche altra cosa così a casa, e poi si va direttamente a casa della sposa, perché è lì che ci si impiega più tempo, insomma, io ma con un'oretta prima della cerimonia riesco sempre a fare tutto il necessario. Anche da questo si vede la professionalità, perché molti vanno, ripeto, dalla mattina alle 8, io non so cosa debbano fotografare per tutto quel tempo. Vabbè, poi ognuno di noi ha le sue caratteristiche, però te lo ripeto, io sfrutto tutto quello che ho davanti, perché è inutile stare lì a portare ombrelli, fondali e altre diavolerie per la fotografia quando poi arrivo a casa e non c'è spazio, oppure non c'è possibilità come tempo, oppure addirittura so che qualcun altro ci va
un giorno prima, 2 giorni prima a casa della sposa per mettere tutte queste marchingegno che poi per me non servono. Io quindi sfrutto tutto quello che ho. Le foto escono anche più naturali, perché sfruttandole sul momento vedi anche, cioè, riesci tramite le foto a far vivere quell'atmosfera anche agli altri, penso. Sono metodi Un'altra cosa complicata è gestire la macchinetta fotografica, perché oggi ormai la macchinetta fotografica è diventata un altro computer, quindi anche questo devi avere i tempi necessari, poi la devi personalizzare per la sposa che stai facendo, per il matrimonio che stai facendo, insomma è tutta una serie di cose che poi col tempo uno piglia anche una certa dimestichezza con queste cose. Quindi comunque ci vuole una certa gavetta, diciamo, non tutti nascono fotografi solamente perché hanno un iPhone in mano oppure una macchinetta digitale perché sono amatori, insomma, a livello amatoriale, comprano macchinette che costano tantissimo, da quello che so. Purtroppo, perché adesso mi dirai tu, ma costano proprio tanto. E in mano a una persona che solamente a livello amatoriale, insomma, non so fino a che punto. Sì, ma per quello che mi riguarda, se tu la fotografia, la parola fotografia significa scrivere con la luce, quindi non significa scrivere con i pixel oppure tante altre diavolerie che ci stanno adesso. Voglio dire, basta un buon corpo macchina per lavorarci, perché non ti deve lasciare a piedi, e poi comprare sì un'ottica buona che ti dia delle immagini buone, perché noi non vendiamo carta fotografica, no? Noi vendiamo immagini a un certo livello, quindi per cui preferisco spendere qualche soldino in più per l'ottica e non per il corpo macchina. Vittorio, ma per fare una buona fotografia, perché non sempre il soggetto è proprio fotogenico, possiamo dire, per fare risaltare meglio le caratteristiche del soggetto che devi fotografare, come ti regoli di solito? Di solito per quanto riguarda la sposa ci pensa l'estetista e quant'altro, ma io sfrutto molto la luce ambiente, oppure la luce finestra, io la chiamo, no? Cioè in condizioni particolari di luce, dove metto in evidenza i vari la varia figura dell'immagine. Come posso spiegare? Uso molto pure controluci, uso il flash per area, per esempio, per ammorbidire le ombre dove ci fossero. Poi è chiaro, una persona se è bella, se una persona è meno bella verrà meno bella, quello è chiaro. Quello è chiaro, però vedo sempre foto che ritraggono le persone in modo stupendo di solito, quindi c'è veramente la bravura del fotografo, che molto spesso è superiore anche a tanti soggetti che vanno a fotografare in pratica. Ma sì, basta sfruttare quello che si ha, la luce, c'è niente da fare, bisogna sfruttare la luce, perché in quelle condizioni a volte io mi trovo in certe condizioni, per esempio nelle varie case dove non c'è luce sufficiente, e allora lì entra l'arte del fotografo, usare il flash in un certo modo, senza creare le ombre. Insomma, poi il soggetto è chiaro, io non posso dire alla sposa devi mettere questo, devi mettere là per evidenziare il viso, lei ci penserà quello che faranno i ritocchi, insomma come si dice, il trucco, ecco, quello sì. Un lavoro veramente affascinante quello del fotografo, e ci vuole anche molta fantasia, molta inventiva, credo. Sì, anche quello, perciò io dicevo prima, bisogna vedere la coppia quello che vuole, maggiormente la sposa più che altro, quello che devo realizzare. Ma infatti noi prima che vado a fare proprio la ripresa, qualche settimana prima, 15 giorni prima, io ho sempre l'abitudine di parlarci con gli sposi, spesso li invito, ecco questo sì, li invito a fare delle fotografie prima del matrimonio, proprio per capire cosa vogliono e per capire come mi devo muovere poi in quella giornata, perché lo ripeto, io non devo sbagliare in quel giorno, non posso dire si è rotta, si è scassata, oppure non è venuta bene, non esiste proprio. Anche per questo capire effettivamente la coppia cosa vuole, cosa preferisce fotograficamente. Assolutamente. Ma ti hanno mai chiesto una foto particolare che magari ti ha fatto anche un po' sorridere? Ma quello tutti i giorni, cioè tutte le volte che vado, a volte le faccio io in modo curioso, come no, mi è capitato tantissimo, no? Sì.
Bene, bene, no, è bello anche questo, voglio dire, Carmela, perché spesso insomma ci sono anche delle coppie spiritose, è bello anche, come no? è bello anche ritrarle. No, ma è bello perché Vittorio parla con gli sposi, molti fotografi non lo fanno e fanno a testa loro, nel senso che magari quel giorno diventava anche un po' stressante, perché io sono stata ad alcuni matrimoni in cui venivano fotografi da fuori, venivano il giorno stesso senza aver parlato con gli sposi e poi cominciavano a fare, allora lei si mette lì e quella si mette dall'altra parte, eccetera eccetera. Diventa stressante la mattinata, perché già per gli sposi quella mattina è un'emozione assurda. Poi ci si mette anche magari il fotografo dietro e comincia a fare tipo proprio servizio fotografico, sembrano i video musicali, che ne so, di Rihanna, roba varia, e quindi diventa stressante. Quindi è importante quello che diceva Vittorio, parlare con gli sposi, perché alcuni penso che abbiano anche un po' timore di farsi fotografare. Sì, poi c'è l'invadenza. Io perciò ho detto, io non uso fare quello, sento che altri magari propongono tanto, fanno così, fanno così, e poi alla fine io te lo ripeto, è proprio una mia caratteristica quella di fare quello che loro mi dicono. Fino adesso mi sono trovato bene. No, una bella caratteristica, perché bisogna essere anche un po' psicologico quando si lavora con le persone, certo. Effettivamente. Certo. E poi fare il matrimonio di per sé è bellissimo, a me piace tantissimo, perché si continuano sempre a conoscere gente nuova. Adesso una cosa che mi sta capitando, ecco, io sto cominciando a fotografare gente che magari ho fatto il matrimonio 30-35 anni fa, addirittura 40 anni fa, adesso sto facendo i figli, e questo per me è una grande cosa. No, è bellissimo, anche perché quando un fotografo non ti stressa, come dico io, è la cosa migliore, anche perché le foto escono più naturali, escono proprio diverse, insomma. Poi un'altra cosa è avere a che fare con i laboratori, questa è un'altra cosa che nessuno ne parla. Io ho un buonissimo rapporto con il laboratorio, che mi fanno veramente la stampa in un certo modo, anche quello è una cosa bella per me, fotografo. Perché poi tu mi impegni una giornata in un certo modo e hai un laboratorio che non ti soddisfa, lì poi. No, anche quello sicuramente è importante, e poi è bello anche parlare un po' dell'evoluzione. Ti capita ancora di lavorare con la pellicola in questi anni, in questo 2013? No, ormai i laboratori l'hanno proprio abolita. Cioè, per noi professionalmente il vecchio 120 si chiamava la pellicola 120 in formato 6x6, ormai esiste ancora, però non, perché i laboratori ormai si sono tutti quanti adeguati per il digitale, per cui pellicole niente più. Quindi hai dovuto un po', come dire, imparare anche a fare ritocchi con i programmi di computer, certo, queste cose qua. Photoshop, sì, come no. Assolutamente no. Però bisogna... io le faccio questi ritocchi quanto basta, non vado lì a strafare proprio completamente il fotogramma, perché non esiste proprio. Faccio quello che serve. Negli anni c'è stato un aggiornamento continuo praticamente, anche per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda anche il modo di fotografare. Certo, economicamente lasciamo stare, perché poi ogni volta devi adeguarti, devi aggiornare i programmi, devi stare sempre al passo con i tempi, si ha un bel rapporto con il laboratorio, per quello che ho detto prima, perché pure loro hanno questa evoluzione continua e quindi ci comunicano il necessario dovuto per avere i libri, per esempio i libri digitali in un certo modo. Vittorio, ti ricordi il tuo primo servizio fotografico? Come non me lo ricordo, anzi devo dire la verità, quindi qua nel paese, questo che ho fotografato circa ormai 40 anni fa, me l'ha portato in occasione di un altro matrimonio, sto facendo un altro matrimonio, e mi ha fatto rivedere quell'album che io feci il mio primo matrimonio. Mi tremano ancora le gambe se ci penso. No, è bellissimo, perché poi quando rincontri le persone del paese dopo tanti anni e ti dicono: guarda, questo qua è il lavoro che mi hai fatto tu 40 anni fa. Come è già successo, sì, bene. E penso sia un'emozione anche per chi l'ha fatto. È un'emozione grandissima. Il primo matrimonio per me, guarda, tremavo solo dalla paura, perché poi le responsabilità, la gente che ti chiamava, quindi la prima esperienza, non sapevi cosa, il risultato finale. Comunque è andata bene, meno male. No, se un giovane volesse fare da assistente a un fotografo, tu che consiglio daresti?
Guarda, da assistente gli direi di stare insieme a me per fargli capire, proprio per fargli vivere questo mestiere, perché è solo così, in questo modo, che potrebbe capire il necessario per poter fare questo mestiere. Guarda, che se no viceversa come fai? Sì, li impari, però vivendolo, stando insieme al fotografo durante la cerimonia, può capire tanto. Sì, perché penso che possa capire anche quale sia la tensione quel giorno, perché molti giovani ci dicono: ah, ma ho visto gli assistenti del fotografo, stanno lì e non fanno nulla. Non è vero che non fanno nulla, perché ad esempio ho visto dei ragazzi che stavano lì apposta per mantenere il faretto durante la cerimonia, ad esempio, oppure per aggiustare il flash. Penso che sia importante, perché in quel momento il fotografo non è che può vedere 100.000 cose insieme, o fa la foto, mantiene il flash o mantiene il faretto, insomma. Penso sia un po' complicato. Ma infatti sì, io non ho questa possibilità, ma inizialmente sì, ma adesso, ripeto, con la penna digitale abbiamo più luce, abbiamo più possibilità, però se uno vuole imparare in linea generale deve stare col fotografo, deve andare col fotografo, per imparare solo quella è la strada migliore, non stando vicino al Photoshop o ai computer vari, per cercare di fare un'altra cosa. No, ma infatti è una cosa bellissima quella che tu dici, Vittorio, perché insomma così i giovani capiscono che sì, magari se hanno fatto scuola di fotografia è importante, però è importantissima anche la pratica vicino a qualcuno che già la faccia da anni, perché tu hai iniziato giovanissimo e continui ancora adesso, e penso che insomma l'emozione a ogni matrimonio sia sempre la stessa. Ma guarda, io ho sempre detto che nel momento in cui mi alzo per andare a fare il matrimonio non provo emozione, non provo paura, e vuol dire che non c'è più, non ho più voglia di fare i matrimoni. Questo ancora mi succede, per fortuna. Per fortuna. Ancora ho paura, no, paura no, insomma, cioè una certa emozione ci deve essere, perché sennò. E senti Vittorio, ma visto che tu oltre ai matrimoni fai anche le comunioni, le cresime, ti è capitato ultimamente di rivedere quelli che erano i bambini a cui hai fatto il servizio per la comunione tanti anni fa, di vederli il giorno del matrimonio? Ma ci sono state molte famiglie dove addirittura ho fatto il matrimonio a loro, poi i figli, i battesimi, poi la comunione, poi le cresime, e te l'ho detto, anche il matrimonio, questo già mi è capitato. Guarda, è fantastico. Vuol dire che anche come fotografo valgo, perché sennò poi. Sì, infatti, credo sia una soddisfazione enorme. Anche penso sia emozionante, perché insomma vedere i bambini che crescono, che poi arrivi, insomma, parti dal battesimo e poi fai il servizio per il matrimonio, insomma, a me già fa un'emozione, già fa emozionare il fatto che, siccome facevo la maestra di catechismo, a differenza di anni li vedo crescere, quindi già mi emoziona questo. Immagino come puoi essere emozionato tu il giorno del matrimonio di un ragazzo, insomma, a cui hai fatto il servizio per il battesimo. Penso sia la cosa più bella. Sì. Io non so, tu non so se te lo dico, il matrimonio che ho fatto a tua mamma e tuo papà, ogni tanto lo vai a vedere? Sì. No, era bellissimo, questo dobbiamo dirlo, perché Vittorio è del mio paese e fece il servizio fotografico per mia madre e mio padre, lo fece in Abruzzo. Non era semplice, perché dove si trovavano loro per la location del pranzo di matrimonio era un po' una zona un po' in campagna, diciamo, quindi non era facile catturare le luci giuste, e devo dire che io ogni tanto me lo riguardo quell'album. Anche da lì si vede, insomma, la bravura, perché oramai sono passati quasi 35 anni, voglio dire. Mamma mia, sono 35 pure loro, vedi? Ecco. No, è bellissimo. Ma svediamo un'altra cosa, perché recentemente abbiamo visto anche un altro servizio fotografico meraviglioso alla nostra Carmela Simeone, ed è stato proprio Vittorio a farlo, giusto? Hai visto? Sì. È stata brava pure lei, comunque. No, la materia prima c'è, come le avevo anche detto, però devo dire che la bravura del fotografo, è veramente, si vede su tutti gli scatti, meravigliosi. La luce, la luce c'è veramente. poco da fare.
La fotografia e la luce. Poi lei è solare, quindi vabbè, poi quando si ha a che fare con delle modelle così, insomma il fotografo esprime il meglio di suo. Grazie. No, Andrea sa che io non sopporto di farmi le foto, l'ha visto anche quest'estate. Sì, infatti. Cioè, nel senso, sono un po' timorosa nel fare le foto, però Vittorio riesce comunque a metterti a tuo agio, non è che ti dice fai così, A me una volta capitò un fotografo, non faccio nomi, però Vittorio conosce, capitò un fotografo che un giorno a un matrimonio mi disse no, vieni ti faccio una foto. Da una foto praticamente sono stata mezz'ora, mi stava venendo una paralisi per stare sempre nella stessa posizione. Io da allora odio le fotografie per questo. No, però Vittorio è stato bravissimo perché riesce a metterti veramente a tuo agio, e questa è una bella caratteristica per un fotografo. Sì, quella è una mia caratteristica, sì. Bene. Vittorio, a questo punto noi intanto ti ringraziamo, poi naturalmente ti chiediamo anche i contatti, perché giustamente magari c'è qualche nostro ascoltatore che a questo punto è un po' incuriosito, magari ti vuole proporre anche qualche servizio fotografico, non sarebbe male effettivamente, quindi ti chiediamo intanto i contatti. So che hai anche un sito internet, ci sei su Facebook, ci dai un po' di indirizzi? Sì, questo lo può fare Carmela se volete, perché se andate sulla mia page di Facebook c'è scritto tutto, o vuoi che te lo dica io? Vabbè, ci puoi dare magari i contatti telefonici. Il sito internet è garganofotografo.to.it, to.it, sì. Poi se ci dai un contatto telefonico magari per i nostri amici, per restare in contatto. Sì, il negozio è lo 0865 900 600, questo è il negozio. Bene, si trova a Venafro, provincia di Sernia. Sì. Perfetto. No, grazie veramente a Vittorio Gargano, è stato bellissimo parlare di fotografia quest'oggi. Grazie a voi. Grazie mille Vittorio. Ciao, grazie a voi, arrivederci. Intervista del giorno. www.containerradio.it. E ritorniamo col nostro artigianato all'arrembaggio, quindi abbiamo appena parlato del nostro primo argomento della puntata di oggi, la fotografia. Siamo entrati veramente nel mondo, in questo bellissimo mondo che tanto ci ritrae, devo dire, vero Carmela? Insomma, anche tu in queste ultime settimane, proprio, devo dire, hai avuto un servizio fotografico stupendo grazie a Vittorio. È vero, lo posso confermare. In preparazione della copertina del nostro CD, quello di Container Radio, che uscirà a breve, abbiamo pensato di fare un po' di foto nuove. È vero. Giustamente, insomma, era bello entrare nel mondo della fotografia, l'abbiamo fatto. Ringraziamo ancora Vittorio Gargano per la simpatia e la collaborazione, perché devo dire che ci ha raccontato anche tanti aneddoti che riguardano il suo lavoro. È una cosa veramente, affascinante il mondo della fotografia. È vero, anche perché comunque è un mondo fatto di tanta gavetta, cosa che molti sottovalutano adesso, e che invece prima si faceva d'obbligo. Ed era una cosa ottima, perché imparavi sul campo e imparavi davvero il mestiere di fotografo. Quindi ringraziamo di nuovo Vittorio e ci prepariamo alla prossima intervista, che io già sento gli odori, i profumi della cucina. Assolutamente, sarà un'altra bella intervista, perché giustamente siamo andati a trovare un nostro amico. L'abbiamo conosciuto, devo dire, per caso, grazie ad un intervento di fame, diciamo. Un intervento di fame, no, nel senso, insomma, che dovevamo andare a mangiare. Ricordiamo anche l'aneddoto, perché insomma stavamo registrando quello che è il nostro album in uscita proprio in questi giorni, e siamo capitati nella trattoria di Stefano, e devo dire che siamo veramente rimasti rapiti per quanto riguarda i piatti tipici, e giustamente abbiamo voluto approfondire la cosa, quindi andremo a San Bonifacio tra pochi minuti, in provincia di Verona, proprio per parlare di cucina tipica, in questo caso veneta, ma non solo, perché poi scopriremo che Stefano è aperto anche a tanti altri tipi di cucina, vero Carmela? È vero, vi assicuro che i profumi si sentono da fuori la porta della trattoria, quindi
È un invito palese ad entrare. Ve lo consiglio, ragazzi. E allora andiamo con questo è un brano sicuramente che tutti potremmo cantare insieme, perché stiamo parlando delle tagliatelle di nonna Pina, e poi andremo con l'intervista con Stefano Donà. Si parla di cibo. www.containerradio.it. Intervista del giorno. Beh, come sempre siamo alla nostra intervista per artigianato all'arrembaggio. Carmela, devo dire che questa volta parliamo di un argomento che ci interessa molto, un argomento che ci piace, vero? Verissimo, perché siamo in argomento cibo, ma in particolare con una trattoria a conduzione familiare, dove abbiamo assaggiato veramente. Siamo testimoni, lo possiamo dire. È vero, siamo capitati lì per caso, devo dire, ma abbiamo mangiato egregiamente, e quindi insomma era anche d'obbligo, devo dire, parlarne un po', anche perché insomma, parlando di artigianato, anche quello della cucina, ragazzi, è un lavoro assolutamente meraviglioso. Quindi Carmela, lascio a te le presentazioni. Abbiamo con noi Stefano Donà della trattoria d'Ausè. Buonasera. Che si trova, Andrea? A San Bonifacio, in provincia di Verona. Esattamente. Benvenuto Stefano. Beh, devo dire, intanto complimenti veramente per la cucina, perché noi siamo rimasti veramente estasiati, ma a questo punto vogliamo sapere qualcosina in più anche sulla vostra attività, che è un'attività familiare, quindi ci puoi raccontare la storia della vostra trattoria? Ma la trattoria inizia ancora nell'inizio secolo scorso con i bisnonni, dunque una cosa si tramanda di generazione in generazione, padre e figlio, fino ad oggi, dove io cerco di aiutare i genitori nella gestione di questo locale. Oh, è bellissimo quando hai delle testimonianze, insomma, di giovani che si mettono in gioco per aiutare anche l'attività di famiglia, perché non è semplice. O sbaglio, Stefano? Perché comunque vi trovate ad avere a che fare anche, ecco. Sì, ci vogliono sacrifici, ci vuole passione, ci vuole voglia di impegnarsi, di sacrificare il tempo libero che magari un ragazzo avrebbe più voglia di uscire con gli amici a ballare o fare mattina piuttosto che lavorare fino a tardi. Ecco, perché molti giovani invece, come sappiamo, diciamo, preferiscono far mattina anziché fare un po' di sacrificio. Sì. Invece voi, diciamo, fate mattina per lavorare, perché comunque tirate fino a tardi. Sì, Stefano, è un lavoro che ti porta via tante ore e bisogna impegnarsi tanto, sì. Ecco, quello intendevo. Stefano, senti, come, visto che insomma la tua attività, hai detto, cioè la vostra attività, scusami, parte dai bisnonni, come ti è sembrato il cambiamento della gente che viene da voi, della clientela in questi anni? Ma fortunatamente noi vediamo anche tanti giovani, e comunque questi giovani apprezzano ancora la cucina tipica di una volta, e i nostri piatti sono tipici e si tramandano di generazione. Parlo del bollito, parlo del baccarà, cioè tutti i piatti che comunque ancora apprezzano e vengono mangiati dai giovani. Dunque la clientela magari sarà cambiata di età, però i piatti sono rimasti abbastanza legati al territorio e alle tradizioni. Ecco, perché non è semplice far rimanere dei piatti legati al territorio e riuscire a tramandarli in modo da attirare clientela anche giovane, perché adesso si danno tutti quanti, che ne so, alla nouvelle cuisine, ai piatti un po' artistici, diciamo così, a quegli antipastini che arrivano in stile mignon, e quindi insomma è un po' in voga questo tipo di cucina. Invece da voi ho trovato veramente la tradizione, anche i sapori della tradizione, cioè nei vostri piatti veramente si sentono i prodotti della tradizione, non è che ti fanno sentire il profumo e poi di sapore non c'è nulla, come capita in molti ristoranti purtroppo. Qual è il vostro segreto per continuare a livello proprio a livello culinario a tramandare i vostri piatti? Avete dei prodotti particolari? L'importante è portare avanti i piatti secondo le stagioni, anche per cui usare prodotti freschi, seguendo la stagionalità, e dunque gli stessi piatti richiamano un po' le stagioni
come piatti estivi invernali. Già usando prodotti freschi il prodotto risulta vero innanzitutto e i gusti sono reali, diciamo, non sono artificiosi o artificiali o riprodotti con delle sostanze, diciamo. Alla fine se si usano prodotti freschi non servono molti trucchi, l'importante è usare cose genuine, fresche, e i trucchi non servono. Ecco, io per esempio ho assaggiato da voi le tagliatelle con i funghi ed erano una meraviglia. Vero, posso testimoniare. Può testimoniare anche Andrea. Erano una meraviglia, quindi veramente si sente che il prodotto è fresco. Un consiglio, Stefano, da dare a coloro che vogliano, anche a casa intendo, cucinare qualcosa con prodotti freschi, cosa possono fare per rendere il piatto il più genuino possibile? Ma innanzitutto la semplicità, non cercare di fare cose troppo elaborate, troppo difficili. E penso sia la base di tutto, infatti i piatti che facciamo noi sono abbastanza semplici, è importante avere prodotti buoni e freschi. E poi trovare anche dei negozi su cui basare la propria fiducia, perché anche dove fai la spesa è importante avere un rapporto di collaborazione con il commerciante, diciamo. E poi passione e magari andare in cerca di libri di ricette dove vengono rifatti i piatti di una volta della nonna, ecco. E poi rivisitarli anche a gusto proprio, provando, facendo degli esperimenti. Ecco, questa è una bella cosa, bisogna in questo caso, sì, voi praticamente state portando avanti la tradizione ma anche sperimentando con le cose nuove, diciamo. Lo mettiamo sempre nel piatto. Quindi è una bellissima cosa anche per rinnovare un po' la tradizione in questo caso. Sì, senza mai andare a esagerare, cercando di tenere sempre l'equilibrio del piatto e si fanno delle prove, si vede se la cosa può stare bene oppure no, oppure si ritorna anche nella strada vecchia che è sempre valida. Assolutamente, ma c'è un piatto tipico della tradizione che è più amato nella vostra trattoria? Facciamo la pasta fresca, per cui ci sono piatti tipo i bigoli con le sarde, bigole con le sardelle, i maccaroncini noci specche, oppure il baccalà per secondo, il bollito non deve mancare, la fiorentina, facciamo la carne ai ferri tradizionale sulla brace, non sulla piastra, e comunque la selvaggina, si possono fare i primi oppure anche i secondi, perché questa è una trattoria dove si facevano molte cene di selvaggina e di calzeggione. Fantastico, ci hai fatto venire fame, Stefano. Senti, ma ci racconti un po' una tua giornata tipo, perché tanti giovani magari non si rendono conto di come può essere il lavoro all'interno di una trattoria, quindi siamo un po' curiosi di sapere anche una tua giornata tipo proprio all'interno, una tua giornata lavorativa all'interno della trattoria. Allora, sveglia, caffè, poi si fanno 2 chiacchiere con i collaboratori per vedere cosa si può fare di minuti a giornata, si vanno a acquistare alcuni prodotti che servono e poi si comincia in cucina a preparare il tutto per mezzogiorno, si mangia verso le 3:30 quando va bene e poi si continua un'altra oretta in cucina per poi riprendere verso le 6:30-7 fino alle 10:30-11 o mezzanotte, dipende dalle giornate, se sono i fine settimana, se magari c'è qualche festa, qualche compagnia grande, si va anche a l'1, 1:30. Possiamo dire che è una vita comunque di sacrifici anche per quanto riguarda gli orari? Assolutamente. A me hanno insegnato che senza sacrificio non succede niente, per cui comunque bisogna mettere in preventivo che questo è un lavoro che richiede molti sacrifici e molta passione. Poi se non si fanno i lavori con passione non si fanno e basta. Assolutamente, questa è la cosa più bella in assoluto, vero Carmela? Verissimo, noi lo diciamo sempre, per questo è nato questo programma, per far capire un po' ai giovani che rimboccarsi le maniche, magari non andare a far mattina in discoteca come diciamo prima, ma lavorare per imparare qualcosa è molto importante, anzi dovrebbero farlo di più, dovrebbero buttarsi di più nel mondo del lavoro, anche con questo modo di lavorare molto particolare perché è legato alla tradizione.
E noi speriamo che i giovani riescano a prendere esempio il più possibile. Ma Stefano, senti, ti è capitato, non so, di consultarti oltre che con i collaboratori, anche con qualche cliente affezionato che ti dice no, ma sai, in questo piatto io metterei questo anziché quest'altro? Ci sono sempre quelli che vogliono fare un po' i maestri, insegnarci qualcosa. Io ascolto, però prendo nota magari, e dopo magari provo anche. Può essere che sia un consiglio valido oppure no. Non è mai detto che siano sempre cose dette a caso. Può darsi che anche il cliente stesso abbia ragione, perché bisogna sempre mettere in discussione nel lavoro. Ecco, questa è una cosa bellissima. Se uno è convinto di quello che fa, logicamente ci mette la faccia, e dopo nel mio lavoro bisogna assaggiare, provare e continuare ad assaggiare, soprattutto perché se vuoi dare qualcosa di buono devi capire il piatto, devi sentire gli ingredienti, si devono sentire i vari gusti e cercare di amalgamarli insieme. Ecco che non è semplice. Anche perché molte volte sento dire da magari giovani, ecco, che si buttano in nuove attività anche in quelle, insomma, gastronomiche, che sono fissati sui colori dei piatti, nel senso che aggiungono ingredienti che magari non ci azzeccano nulla solamente per colorare il piatto. Secondo te è un qualcosa di valido o è un qualcosa che non serve a nulla? Ma il colore, per quanto si può fare, si può usare. Nel senso che anche d'inverno può esistere il colore rosso nel piatto, come il colore giallo, come il colore verde, come estate. Ovviamente l'estate è molto più colorata, ma anche l'inverno si può usare del maiorano o del radicchio per ornare il piatto o decorarlo, come per fare una ricetta, per cui delle volte basta poco, un po' di fantasia, senza mai comunque andare fuori quelli che sono i canoni principali, insomma, del piatto. Ovviamente non si può mettere una marmellata in un raviolo solo per decorarlo o renderlo colorato, ecco. Ci vuole un certo senso nelle cose. Ecco, questo è importante perché altrimenti, siccome in alcuni ristoranti, e mi è capitato, e Andrea lo sa, di trovare dei piatti con ingredienti che non ci azzeccassero nulla, cioè sembravano di decorazione, ma insomma poi andavano a rovinare il gusto del piatto. Ecco, appunto mi chiedevo se questa fosse una sorta di prassi oppure se si poteva quantomeno evitare. Le persone, secondo me, che non sono sicure di se stesse e di quello che stanno facendo tendono a esagerare e a andare a rovinare il piatto per fare scena o attirare l'attenzione. Cioè, bisogna sempre rispettare certi canoni e certi equilibri, insomma, nell'alimento e nel piatto. Bellissimo, bellissimo quello che ci sta raccontando Stefano, devo dire, Carmela, perché in questa puntata siamo entrati anche in trattoria, quindi per scoprire come nascono anche i cibi della tradizione, poi quelli che restano, che si possono ancora gustare, la vecchia tradizione che si può ancora ritrovare, non in tutti i locali, ma per fortuna ci sono alcuni locali tipici come quello di Stefano, devo dire che continua questa bellissima tradizione culinaria. Stefano, se ci fosse qualche giovane, per esempio, che volesse imparare a cucinare, imparare la tua arte culinaria, tu che cosa consiglieresti? Ma io con i giovani collaboro a livello scolastico, perché l'Istituto Alberghiero locale ci manda sempre dei giovani a fare gli stage, e consiglio sempre loro di spostarsi per lavoro e non rimanere sempre attaccati a casa vicini alle proprie famiglie, perché questo è un lavoro che necessita di esperienze diverse. Voglio dire spostarsi, voglio dire andare a fare delle stagioni al lago piuttosto che alla montagna e imparare da persone diverse, da chef nuovi che magari fanno piatti della montagna oppure del mare. Bisogna spostarsi, bisogna sacrificare la propria vita per imparare, perché se si resta sempre nelle zone, già magari il lavoro è poco, se si resta sempre nelle zone non trovi quella cucina che ti fa crescere.
E Stefano, senti, siccome nei piatti della tradizione ci sono anche erbe oppure comunque ortaggi, oppure ci sono ad esempio i funghi, no? Che sono molto particolari, magari molte si trovano nei boschi. C'è un corso che si può fare, che un giovane può fare o deve fare per poter riconoscere tutti gli ingredienti giusti? Diciamo già la scuola dovrebbe prepararti in questo senso, almeno quando ho frequentato io l'Istituto Baghiero già avevo una infarinatura di spezie o comunque prodotti del bosco. Poi bisogna prepararsi anche a livello di scolastico, a studiare, e poi secondo me i corsi ci sono e si trovano, ma si impara di più sulla pratica, sul lavoro e si impara di più da persone che hanno esperienza del lavoro, che ti insegnano anche i vari usi di queste spezie o di prodotti del bosco, insomma. Rimanere qui in zona vuol dire imparare sempre le stesse cose e fare sempre gli stessi piatti. Spostarsi vuol dire avere la possibilità di ampliare il proprio raggio di conoscenza. Ecco, che è una cosa importantissima, quindi. Stefano, senti, quanto è importante anche il rapporto con la clientela a livello di personale nella trattoria? Il personale, dici? Sì, di personale nel senso di camerieri, di coloro che hanno a che fare con il cameriere è quello che ti aiuta a dialogare col cliente, cioè il cameriere deve capire cosa il cliente vuole, cosa si aspetta quando ci siede a tavola, e allora più il cameriere cerca di capire il cliente e più il cliente sarà soddisfatto. Per cui è importante anche il rapporto che sia col proprio collaboratore, il cameriere, o può essere anche di famiglia che lavora in sala. Comunque il dialogo con il cliente è importantissimo, fondamentale. No, perché comunque vedo molti giovani che fanno i camerieri ad esempio il fine settimana, che la prendono come una cosa pesante. In realtà forse dovrebbero, ecco, come dici tu, siccome sono comunque in rappresentanza del ristorante, della trattoria, comunque dovrebbero prenderla in modo diverso, cioè non fare il lavoro così magari che sono tipo con l'espressione stufata, eccetera, eccetera, ma aprirsi un po' di più ai clienti per cercare di dare un'immagine migliore. Sì, è sempre bisogna vedere sempre per cosa una persona lavora, se lavora per la passione di lavorare, di fare quel lavoro lì, con la gioia di farlo, oppure se lavora solo per necessità economiche, che tanti giovani vengono mandati a lavorare nel fine settimana perché magari i locali lavorano e ci vanno solo per prendersi quei 4 soldi, ma del lavoro non gli frega niente, non gli piace. Per cui lo stesso ristoratore deve accorgersi se il dipendente o il collaboratore lavora con passione perché è quello sul lavoro, se gli piace, oppure se è lì per prendersi 4 soldi che gli servono. E lì è questione anche del ristoratore, deve stare attento anche ai propri collaboratori, insegnarli a lavorare, insegnare il lavoro e dopo controllare finché il cliente sia soddisfatto. Stefano, noi ti ringraziamo per questa bella chiacchierata, ci hai fatto veramente entrare nel mondo della trattoria, nel mondo di questa arte culinaria per quanto riguarda anche la cucina tipica, quindi veramente grazie da parte di tutti e due. Sicuramente è stato molto utile anche per i nostri ascoltatori, perché è bello scoprire questi mestieri, queste arti, vero Carmela, che insomma si stanno perpetuando di generazione in generazione, ed è credo una delle cose più belle, nonostante questo periodo che non è proprio il massimo per quanto riguarda la crisi. Insomma è bello vedere che ci sono ancora le riscoperte delle tradizioni. Stefano, per venire a trovarvi, ci puoi dare un indirizzo? Magari, non so, se avete anche un indirizzo internet, se i nostri amici, perché essendo comunque web radio ci ascoltano in giro non solo per l'Italia ma anche per il mondo, magari per avere un punto di riferimento anche su internet, oppure comunque i vostri contatti telefonici per venire a trovarvi. Certo, noi siamo a San Bonifacio, in provincia di Verona, siamo nel centro del paese, a 200 metri dalla chiesa. Ci trovate anche sui motori di ricerca di internet, può essere Google oppure in altri motori di ricerca. Basta cliccare a ristoranti o trattorie tipiche e ci siamo presenti. Perfetto. Benissimo.
Stefano, noi ci salutiamo, ti ringraziamo tantissimo perché sei veramente un esempio per i giovani e speriamo che molti giovani ascoltino la tua intervista e cerchino insomma di lavorare come fai tu, con passione e sacrificio. E intanto noi ti salutiamo Stefano Donà dalla trattoria Dausei di San Bonifacio in provincia di Verona, e sicuramente ti verremo a trovare di nuovo perché i vostri piatti sono spettacolari. Ti ringrazio, grazie a voi, grazie della telefonata, della chiacchierata, e spero di essere stato utile ai giovani affinché intraprendano questo lavoro che richiede sacrificio ma anche gioia. Grazie Stefano. Buona giornata, Grazie buona Stefano. Intervista del giorno. www.containerradio.it. Che bello parlare di cibo, parlare di cucina, parlare di piatti tipici, vero Carmela? Cioè, insomma, a me ha messo fame di nuovo. E tanto si mangia fra poco. Bene, no, veramente sono stati due bellissimi argomenti, anche quelli di cui abbiamo parlato quest'oggi alla puntata odierna di Artigianato all'Arrembaggio. Ringraziamo ancora, non l'abbiamo ancora fatto, ma ringraziamo anche gli amici di artigianatoallarrembaggio.com che ci danno una mano proprio per allestire questa bella trasmissione. Devo dire che di settimana in settimana stiamo veramente scoprendo delle cose meravigliose in giro per la nostra bella Italia. È vero, e ricordiamo a proposito di artigianatoallarrembaggio.com che qualunque artigiano, chiunque avesse una piccola azienda di famiglia o comunque volesse far pubblicità alla propria attività può farlo richiedendolo a noi in radio e noi daremo indicazioni su come passare sul sito. Assolutamente, come passare sul sito, poi anche come organizzare anche una bella intervista con noi nella nostra puntata di Artigianato all'Arrembaggio, nel nostro spazio settimanale proprio che parla di artigianato, perché è bello riscoprire quello che è il mondo dell'artigianato. Spesso non se ne parla, anzi devo dire che non se ne parla proprio, il problema è questo Carmela, ed è bello riscoprire anche quelli che sono le vecchie arti e i vecchi mestieri. Noi ci stiamo divertendo anche scoprendo tante belle cose interessanti di settimana in settimana. Poi molto presto andremo anche a scoprire altri mestieri, altre arti. Già settimana prossima devo dire col mondo dei liutai andremo a parlare di musica, vero? Vero, è di un'arte molto molto antica. Assolutamente, no, ma è bello spaziare proprio in tante arti e scoprire che in giro per la nostra Italia la manualità non è ancora defunta, c'è ancora ed è bello riscoprirla. C'è ancora ed è una colonna portante anche dell'economia italiana, non dimentichiamolo, la manualità nel senso di proprio artigianato vero e proprio, quindi cerchiamo di riscoprire questo mondo, noi stiamo cercando di farvelo riscoprire ogni settimana, quindi ringraziamo tutti coloro che sempre più numerosi ci chiamano e ci mandano mail e si collegano al nostro programma. Assolutamente, no? Anche perché in questo periodo di crisi è bello riscoprire quelli che sono i vecchi mestieri di una volta, che poi magari, come sempre, come spesso diciamo, anche è bello guardare il futuro con un occhio rivolto anche al passato, perché dal passato si può sempre imparare e naturalmente riammodernando un po' anche le vecchie arti si può magari progredire anche per il futuro. È vero, verissimo. Intanto ricordiamo anche le nostre repliche, perché Artigianato all'Arrembaggio sarà in replica il venerdì alle 20, il sabato alle 7 del mattino, il sabato alle 16 del pomeriggio, la domenica alle 23, il lunedì alle 13 e il lunedì sempre alle 17. Quindi tante belle repliche, e poi ricordiamo che c'è la pagina del nostro podcast sul sito di Container Radio, c'è la pagina del podcast sul sito di Artigianato all'Arrembaggio, direttamente entrate tranquillamente e le ascoltate, e ovviamente c'è anche il nostro canale YouTube dove potete riascoltare le intere trasmissioni. Quindi insomma, in ogni caso, anche se volete approfondire i vari argomenti che abbiamo trattato anche nelle scorse settimane, lo potete fare tranquillamente H24 collegandovi ai nostri siti, quindi tranquillamente entrate e potete riascoltare tutto. È vero, potete riascoltare tutto ciò che volete. Bene, con questo io direi che siamo arrivati al termine anche per la puntata odierna di Artigianato all'Arrembaggio. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre qui alle 21:30 su Container Radio. Ecco, e adesso andiamo a fare uno spuntino. Sì, io ci avrei voglia, non so se anche tu c'hai voglia, una bella cioccolata calda, ci starebbe giusta io direi.
Ma ci sta benissimo a quest'ora. Bene, e allora chi arriva? Chi arriva? Ah, cioccolata calda, mi viene in mente il cacao. Ma una marca particolare, sì. Sì, perché era cacao meravigliao di Renzo Arbore. Ah, bene, con questo noi ci salutiamo, l'appuntamento è la prossima settimana, sempre qui, mi raccomando. Ciao a tutti, ciao Andrew. Ciao Carmela. Container.